Questa mostra è la quarta mostra che si fa all'interno del Festival Internazionale di Musica Sacra. Oggi siamo a Sesto Aregna, all'Abbazia, dove c'è la mostra di Bruno Beltramini che abbiamo inaugurato da poco. Bruno Beltramini entra benissimo nella logica del festival, che è quest'anno intitolato Sacralità del profano. Infatti Beltramini lavora con i normalissimi aspetti della natura. Ecco, lui lavora con le montagne, con gli alberi, con i fiumi, con la nebbia, con la pioggia, con la neve, quindi continuamente, ecco, lui ci parla della realtà naturale, però come ce ne parla? Questo è il punto. Ecco, lui riesce a fissare queste immagini con una preziosità, con una precisione, con una assolutezza luminosa, che di ogni immagine fanno una specie di atto contemplativo. Noi ci avviciniamo e ci sembra quasi di entrare in questi piccoli quadri che poi sono ottenuti con una tecnica particolare, perché lui prima fotografa, poi stampa su carte che lui sa naturalmente e poi ripassa tutta la superficie con il pastello, con le matite colorate, sottolineando quello che gli interessa sottolineare e dando quindi all'immagine, che sarebbe fotografica, che sarebbe quindi anche bidimensionale se vogliamo, gli dà una consistenza che la rende molto più realistica da un certo punto di vista e anche molto più vera da un altro punto di vista e anche però molto più accattivante da un terzo punto di vista. È una capacità, la sua, altamente lirica. Il profano, cioè le cose normali, diventano in qualche modo sacre, cioè assumono una veste quasi di eternità e noi di fronte a queste immagini restiamo colpiti e ammirati. Per quanto riguarda i miei lavori, io aspetto la luce. Il lavoro grosso è proprio l'attesa della luce. Conoscendo il territorio, conoscendo diversi posti, io vado alla ricerca di alcune atmosfere e quelle le devi aspettare perché non le puoi creare, a meno che non sia cinema. E in questo caso io sono da solo che vado alla ricerca di queste atmosfere, che possono essere la neve, possono essere la pioggia, anzi sono quelle atmosfere che amo di più che il sereno, anzi difficilmente vedi delle opere mie con il cielo sereno. Un lavoro di pazienza ma di ricerca, di attesa, perché solamente con il colpo di luce giusto riesco a dare quell'emozione che mi prefiguro prima di cominciare l'opera.